E benvenuti a questa puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco, ciao a tutti. Allora, inizia in questi giorni, in occasione anche del compleanno, di quello che sarebbe stato il compleanno di Ennio Morricone, alcune nostre puntate dedicate proprio a Morricone e dintorni. Iniziamo subito da Valentina Morricone. Perché Valentina Morricone, che altro non è che la nipote di Ennio, perché hanno scritto un libro insieme, è uscito qualche tempo fa. Facciamolo vedere un attimo. Eccolo lì, dal titolo Salmi. Poi adesso Massimo ci racconterà brevemente, prima di collegarci con Valentina, di che cosa si tratta. Io voglio però dare due informazioni su Valentina. Figlia di Marco e di Monica, Figlia di Marco Morricone e Monica. Allora, Monica Volpini. Morricone è nata a Roma nel 1996, è laureata in lettere, appassionata di scrittura. Durante gli anni dell'università ha lavorato come regista, sceneggiatrice, firmando cortometraggi, mini documentari e videoclip. Attualmente frequenta il corso di sceneggiatura del Centro Sperimentale di Cinematografia qui a Roma. Raccontaci un po' quindi di questa idea, di questo libro, di questo progetto insieme al nonno. È un libro molto particolare, piccolino, vedete, ma dal grande contenuto, soprattutto spirituale, ovviamente, dato l'argomento. Quindi qui si tratta di comprendere la musica di Ennio Morricone da un punto di vista spirituale. E infatti lui dice, tra l'altro è proprio riportato nella quarta di copertina del libro, che la musica, come la poesia, è una chiave per stabilire un incontro tra noi e Dio. E questo è veramente un grandissimo incontro, è qualcosa di veramente profondo, che le parole forse sono molto sminuenti, si deve leggere per capire il grande significato. E infatti ne parleremo con Valentina per capire anche come è nato questo piccolo libricino, che è piccolo di formato ma grande nella sostanza. E allora via, andiamo ad ascoltare Valentina Morricone. Salve a tutti, rieccoci qui, insomma l'abbiamo introdotta, adesso eccola qui, Valentina Morricone. Ciao. Buonasera. Buonasera. Ciao Valentina. Ciao. Allora, abbiamo già parlato del tuo libro e a questo punto vorremmo che ce lo spiegassi tu un po' più nel dettaglio. Io ti farei subito una prima domanda, no? Noi qui si tratta di musica, trattiamo di musica per immagini, quindi musica applicata. E quindi tuo nonno noi lo conosciamo in quanto quello, in quanto personaggio, grandissimo compositore, che è inutile che stiamo qui a dire perché parliamo di cose Di un titano. esatto, scontate poi peraltro. E invece ci ha sorpreso questo libro fatto insieme a te, dal titolo appunto Salmi, che già di per sé è un manifesto proprio per capire il libro, dove abbiamo davanti un Ennio Morricone che insieme alla nipote scrive un libro che ha a che fare con il sacro, con il profondo, con lo spirituale. Ci spieghi com'è nato questo progetto? Sì, allora, in realtà l'idea è stata di Arnoldo Mosca Mondadori, che è un carissimo amico di famiglia, molto amico anche di nonno, che appunto venne da noi con quest'idea in cui, conoscendo comunque lui una dimensione spirituale di mio nonno che poi in realtà era molto nascosta, e comunque si poteva sentire nella musica ma non ne parlava. Aveva appunto quest'idea di fargli fare un'introduzione per questa collana che stava creando PM a questo libro dei salmi, commentando due dei salmi che all'interno del libro. Diciamo che conoscendo mio nonno e comunque il fatto che difficilmente riuscisse ad aprirsi su questi argomenti perché comunque era una persona insomma, molto riservata, diciamo che sapendo che poi io scrivevo perché io studio sceneggiatura e che comunque il rapporto fra di noi era confidenziale, mi ha chiesto di diciamo, aiutarlo a scrivere questa introduzione, mettere diciamo, su carta tutte le sue riflessioni. E quindi è iniziata così, in realtà poi ha coinciso con la quarantena, quindi lui abitava sopra di me
e quindi questo insomma ha facilitato, diciamo, il fatto che spesso potevo salire, confrontarmi con lui, abbiamo fatto queste lunghe sedute insieme anche con mia nonna in cui appunto commentavamo quello che leggevamo, i salmi li aveva scelti lui e la cosa interessante in realtà è che aveva scelto 2 salmi che avevano uno un aspetto molto più sacro e uno un aspetto molto più profano nel senso di terreno e quasi pagano, diciamo. Quindi appunto abbiamo riflettuto su questi 2 salmi, alla fine è nato spontaneamente anche un confronto tra i 2 salmi, perché comunque secondo me rispecchiavano anche molto 2 parti di lui differenti nel lavoro e quindi così è nato. Insomma. Io sono Quindi stata la portavoce, diciamo, del suo pensiero. Oggi per prepararmi mi sono andato a ricordare che c'era questo meraviglioso doppio CD che si chiama tra l'altro Il Sacro e il Profano, dove da una parte vi sono tutte le composizioni, tra l'altro ai tempi uscì proprio con l'inedito che era il Cantico del Giubileo, che in realtà era come se fosse una costola delle musiche scritte per il capolavoro Mission, e da una parte vi erano queste musiche dedicate al sacro, a film che comunque avevano a che fare con la fede cristiana, con tutte comunque le opere che lui ha tratto da forme biografiche o comunque ispirazione cristiana, e dall'altra parte invece quello che erano in realtà dei film che un po' si avvicinavano a un certo tipologia di fede, ma in realtà da un punto di vista proprio pagano, come dicevi poco fa tu. E lì mi ero reso conto tanti anni fa, questo è uscito ora data l'età non ci vedo più con gli occhiali, ma va bene, era uscito credo nel 99, figurati, e lì mi ero reso conto la grande profonda spiritualità di tuo nonno, che comunque era palese in molte delle composizioni, perché io ci ravvisavo tantissimo quello che poi è anche una sorta di problematica che abbiamo molti di noi con la fede, cioè l'esprimiamo, non l'esprimiamo, diciamo che siamo credenti oggi, che è come quasi a dire qualcosa di strano, forse di troppo al di là, e la gente ti guarda anche in maniera un po' così, come si dice, sotterchi. Quindi e io lì ho scoperto questa grande sua profonda fede e mi chiedevo che cosa hai scoperto di tuo nonno trattando proprio un argomento così delicato, così profondo, come diceva Marco poc'anzi. Secondo me mi ha aiutato molto a capire sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista della figura dell'artista quegli aspetti che comunque lo rendevano veramente un artista a tutto tondo, perché in realtà quello che poi è evidente ascoltando anche molte delle sue musiche, che c'è veramente tantissima fusione fra un aspetto molto popolare e un aspetto molto sacro. E in realtà, come tu hai citato Mission, che probabilmente è l'esempio di massima fusione di queste 2 dimensioni, perché comunque c'è un incrocio tra musica popolare e musica sacra, era qualcosa che faceva profondamente parte di lui e secondo me una dimensione non esisteva senza l'altra, nel senso che lui e la sua spiritualità era profondamente concreta e terrena, ma non per questo era meno appunto al di là, come meno oltre. C'era un perfetto equilibrio in realtà fra queste 2 dimensioni e fra quella che uno può definire un'ispirazione e quella che invece lui chiamava il lavoro, l'impegno, la concretezza, nel senso c'era veramente sempre un profondo equilibrio in lui fra una grande concretezza e una profondissima spiritualità. E era è stato molto molto interessante scoprire questo di lui, perché comunque insomma dal punto di vista umano l'ho sempre saputo, però comunque poi anche per me che voglio intraprendere comunque anche un tipo di carriera artistica, capire che comunque ci deve essere un equilibrio tra queste due forze, che tutto quello che è comunque arte ed è in un certo senso astratto, in realtà nasce da qualcosa di profondamente terreno e palpabile e concreto, come l'artigianato, come lui stesso si definiva un artigiano nella sua professione, quindi sicuramente questa è stata una scoperta, cioè, consolidare una scoperta su di lui. Sì, questo che tuo nonno si considerava un artigiano è vero, ma non ci credeva nessuno in realtà, perché per tutti... cioè, poi...
Senti, invece io ho letto una cosa molto interessante, veramente anche analiticamente molto interessante. A proposito, lui fa una distinzione tra l'inno che non è come una preghiera, che sottintende una richiesta, ma è un ringraziamento. Ed è bellissima questa riflessione. Ma dopodiché mi viene una domanda, perché subito dopo parla di l'assenza di una richiesta e la riconoscenza incondizionata acquisiscono più valore in un momento di sofferenza così grande come quello che stiamo vivendo. Allo stesso tempo mi sembra che la pandemia esprima al meglio quella collettività riunita al cospetto di un unico sentimento comune. Questa cosa, ecco, mi ha fatto innanzitutto comprendere che a livello temporale tuo nonno ha vissuto la pandemia, seppur i primi mesi della pandemia l'ha vissuta. E che cosa provava in quel momento? Come ha vissuto quel momento di isolamento, insomma, quello che abbiamo vissuto tutti quanti? Lui come lo viveva? In realtà l'ha vissuto in grandissimo silenzio. Il fatto è che lui ovviamente recepiva molto e comunque essendo una persona anziana chiaramente sentiva particolarmente comunque la paura e essendo poi una persona anziana che però comunque faceva una vita di un trentenne perché poi viaggiava in continuazione, andava a fare concerti a destra e a sinistra, quindi in realtà aveva questa doppia dimensione per cui era una persona anziana spaventata da quella realtà e dall'altra parte era una persona estremamente vitale che era costretta a fare le mura di casa. Spesso io lo trovavo durante la quarantena a guardare i documentari della National Geographic, a guardare tutti quei posti esotici e lontani, perché in realtà aveva sicuramente un forte desiderio di evasione come tutti. Però sì, l'ha vissuto comunque molto in silenzio, nel senso che non ha scritto particolarmente, non ha ascoltato musica, in realtà di per sé anche tutte le manifestazioni musicali che c'erano in quel periodo, dai canti ai balconi, che comunque insomma erano un modo ovviamente di affrontare quel periodo e di cercare un'unità, però lui in realtà preferiva l'altro approccio, preferiva portare, cioè la sua forma di rispetto maggiore in quel momento era il silenzio, quindi per lui in quella situazione non c'era proprio musica che tenesse. Sì. No, lo richiedo perché questo, ho fatto un po' un sondaggio tra vari musicisti, compositori, è stato un periodo molto povero quello, molta gente, molti musicisti non scrivevano più, ma si sono messi in compenso a fare altro, chi libri, chi addirittura sceneggiature, ma nessuno il proprio mestiere. Mi domandavo appunto se anche tuo nonno, mi sembra che anche tuo nonno non è sfuggito a questo, infatti avete fatto un libro insieme, quindi... Sì, no, questo penso abbia coinvolto molte persone in generale nel mondo dell'arte, perché io credo che in realtà ci sia una visione dell'artista per cui l'artista è una figura che sta chiusa nel suo studio a lavorare e ha bisogno sicuramente di un grandissimo contatto con se stesso e con la propria intimità. Però l'artista è anche una persona che assorbe moltissimo dal mondo di fuori, dai rapporti con gli altri, dalle esperienze, quindi comunque se viene a mancare quella dimensione esterna è chiaro che ti senti impoverito anche dentro, quindi ci credo che musicisti ma anche sceneggiatori, anche io stessa nel periodo del lockdown non avevo voglia di scrivere, purtroppo se ti manca il contatto col mondo fuori un po' perdi anche il contatto con te. E adesso tu cosa fai? Io studio sceneggiatura al centro sperimentale. E qualche progetto ce l'hai lo artistico? puoi dire. Se lo puoi dire, sì. Ma in realtà lì produciamo in continuazione, quindi comunque siamo in scrittura di vari film, serie, cortometraggi, è una macchina produttiva enorme in centro come scuola, quindi in realtà sì, siamo sempre a scrivere qualcosa di nuovo e speriamo che poi si concretizzi, insomma. Valentina, ti volevo chiedere una cosa, parlando di estraneazione da tutto quello che è l'ambiente esterno, ovviamente avendolo vissuto con un lockdown che non ci aspettavamo e ci ha lasciato un po' così senza le armi giuste per affrontarlo, poi chi più chi meno l'ha fatto a maniera sua, ma in quel periodo cosa del tuo rapporto con Ennio, con tuo nonno?
Cosa hai un po' più sviluppato, a parte la stesura di questo libro, e poi soprattutto ora che purtroppo ci ha lasciati già da un anno, cosa ti è rimasto del tuo rapporto intimo, privato col nonno? Allora, sì, diciamo che comunque noi abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto perché comunque io e la mia famiglia l'abbiamo sempre seguito nei suoi viaggi, quindi siamo stati sempre molto, molto a contatto con lui. Sicuramente avendo il periodo del Covid coinciso comunque con poco prima della sua morte, c'è stato un avvicinamento molto forte perché comunque mio nonno ha ricercato molto la famiglia in quel periodo, perché sempre parlando di equilibrio fra interno e esterno, ovviamente per poter creare, per poter avere comunque quella dimensione tua creativa, devi essere molto protetto e lui secondo me nell'ultimo periodo in particolare quella protezione la ricercava molto in noi, essendo che comunque vivevamo sotto di lui e quindi stavamo spesso insieme. Del mio rapporto con lui, allora a me credo che probabilmente se sentirete mio padre sarà una cosa che vi racconterà pure lui, forse non dovrei raccontarla, quindi non ne racconterò un'altra perché sicuramente vi racconterà lui un'altra immagine. Sicuramente dopo che abbiamo finito di scrivere i salmi, una cosa che mi rimarrà molto nel cuore è stata la sua telefonata perché io gli mandai l'ultima bozza, lui mi chiamò entusiasta di quello che aveva letto, era felicissimo e mi disse che probabilmente avevo parlato per lui meglio di quanto l'avrebbe fatto lui stesso, che per me fu in realtà una gioia enorme perché comunque in realtà poi, essendo mio nonno una persona molto severa, era facile farsi volere bene da lui, però non era altrettanto facile essere stimati da lui. Quindi sicuramente quello mi è molto molto rimasto. E poi appunto quello che racconterà mio padre, immagino, sono sicura che lo farà, che è l'ultima composizione che ha scritto per il Ponte di Genova, Ah. che è stato un bellissimo momento tra di noi in cui lui da veramente tanto tempo non componeva e l'ultima composizione che ha fatto l'ha fatta a pianoforte circondata da me, i miei genitori e mia nonna, con mia nonna che scriveva il testo, insomma è stato un momento meraviglioso, probabilmente Familiare la proprio. migliore ultima immagine che ho di lui, quello. Beh, bellissimo. Facciamoglielo raccontare al papà allora pure, Anche lui perché racconterà avrà mille voglia di meglio. farlo. Allora, però dobbiamo fare una sorta di mini spoiler a questo punto, perché vogliamo chiedere a Valentina, visto che poi lo chiederemo a papà Marco e anche agli altri ospiti che avremo quando ci dedicheremo un'intera puntata al documentario di Peppuccio Tornatore, Ennio per l'appunto. E tu che hai visto il documentario, cosa hai provato e cosa ti è rimasto, conoscendo tutto quello che poi l'iter familiare, lavorativo, privato? Certo. Allora, vabbè, un po' comunque, io sono molto giovane, però chiaramente vedendo parte di quel documentario ti vedi un po' la tua vita che ti passa davanti, perché poi tanti concerti a cui sei stato, io da bambina sedevo in mezzo all'orchestra durante i suoi concerti, quindi comunque tante cose ovviamente, cioè, sono più forti di me, no? Proprio prescindono dalla mia oggettività e sono veramente emozionanti. La prima visione che noi abbiamo fatto è stata di 6 ore, era la versione integrale. Ovviamente io non ho minimamente sentito la lunghezza, anzi sarei rimasta altre 6 ore seduta a guardarlo probabilmente. E poi ho rivisto in realtà altre 2 volte la versione, quella che appunto uscirà, che potranno vedere tutti. E, allora, in realtà è un misto di tantissime cose, nel senso che secondo me non è totalmente un documentario, per me c'è veramente tanto di un film, tanto di cinematografico, perché comunque lui è costruito veramente come un personaggio. Si affronta il lavoro principalmente perché comunque non è un documentario che parla tanto della vita privata, però attraverso il lavoro fa emergere quella che era la sua vera anima e si concentra, diciamo, su tutti comunque quei conflitti e quelle esperienze e quelle relazioni, quei rapporti che comunque hanno fatto di lui poi quello che era. Quindi in realtà secondo me dal punto di vista della famiglia ti travolge, però credo che ti travolga anche dal punto di vista di un pubblico che ama il cinema, perché comunque è un documentario anche sulla storia del cinema degli ultimi, penso, 60 anni, se non di più.
e ti travolge in realtà dal punto di vista umano, perché comunque io immagino che chi guarda mio nonno dall'esterno, chi non è parte della famiglia, lo veda come un gigante, che poi per carità tu alla fine del documentario continui a vederlo come un gigante, però allo stesso tempo un grandissimo essere umano, cioè il fatto che comunque arrivare a quel livello non comporti, diciamo, chissà quale dono trascendentale, ma comporti comunque tutta una serie di sofferenze, di comunque umiliazioni, di sacrifici, di lavoro, di passione, di amore, che comunque ti porta poi a quel livello là. Quindi in realtà, se possibile, lo ammiri ancora di più, perché una persona che comunque riesce a fare un percorso del genere, a usare anche tutta una serie di sofferenze, di esperienze dure, la guerra, o comunque un padre molto severo, e tutte queste cose riesce a usarle a suo favore per diventare quello che era. E per me questa è probabilmente la cosa più bella che mi ha lasciato quel documentario, perché è tutto lì, è tutto spiegato, e tu vedi quello che vedi è una forza della natura. Quello per me è raccontato in modo incredibile. Poi Giuseppe, secondo me, lo fa ovviamente più con il cinema che con il documentario, perché comunque anche a livello di sceneggiatura c'è una costruzione, proprio una coerenza della storia, e lui è raccontato veramente come un personaggio di un film. Quindi secondo me è proprio oltre il documentario. È bellissima questa riflessione che ha fatto Valentina, perché rappresenta esattamente le due anime di cui si parlava prima. Da una parte c'è l'analisi proprio professionale, sono una sceneggiatrice, quindi, e dall'altra parte però c'è pure il corazon di vedere mostrata proprio la sua vita familiare. Ma d'altronde, Marco, sì. Il documentario non si chiama, anzi il film non si chiama Morricone, si chiama Ennio. Sì, è il titolo azzeccato. Sottolinea tutto. Vai Marco, scusa. Senti, guarda, io volevo concludere con una domanda, no? Con cui ritorniamo poi sul libro. Io l'ho trovato pieno di riflessioni profonde, intrecciate però a riferimenti musicali. Mi hanno colpito, musicali e artistici in generale, perché addirittura si parla di Leopardi, si parla dei canti a tenores sardi, si parla di poesia bucolica, eccetera, eccetera, e dà l'idea di un uomo che pesca a destra e a sinistra con grande sapienza e sensibilità. Ecco, mi domando, quelle riflessioni che sono scritte in questo libro erano frutto anche di dialoghi, di interazioni tra di voi, o lui andava proprio a ruota libera in qualche modo? No, io cercavo di farlo andare il più possibile a ruota libera, perché poi comunque sapevo che a posteriori avrei ordinato tutto il resto. Io penso che a lui in generale comunque per come l'ho visto anche in altre interviste, non gli piaceva essere molto messo all'angolo, e non gli piaceva essere in un certo senso recintato dalle domande, quindi in realtà erano tutte cose che io afferravo al volo quando venivano fuori, e poi le rimescolavo e le ordinavo, ma io pensavo che onestamente in quel momento per lui dovesse essere un momento di pura riflessione, senza doversi preoccupare poi di essere coerente per forza, o di avere un ordine logico e cronologico. Volevo che veramente fosse un fiume in piena quando parlava, quindi poi c'era mia nonna che sicuramente in questo aiutava, perché comunque poi mia nonna aveva una capacità di farlo esprimere, di tirargli fuori le flessioni che non aveva nessun altro, quindi sicuramente anche lei lo stimolava molto. Però sì, comunque io ho cercato onestamente di mantenerla il più chiaramente informale possibile, perché comunque stai intervistando tuo nonno, quindi non può mai essere una cosa comunque professionale totalmente. Per cui sì, ho cercato di mantenerla come una conversazione in cui lui potesse proprio essere libero di esprimersi. Uscivano delle cose talmente belle, per fortuna che registravo, che in realtà molte volte mi dimenticavo pure perché ero lì, mi perdevo nella conversazione e basta. Ah, quindi registravi, quindi hai sbobbinato parecchio? Sì. Prendevo appunti e registravo un pochino, sì. No, tu pensa, no, perché poi mi sono astratto, perché lei diceva, io mi perdevo la conversazione. Io quando ascolto Valentina mi perdo nella sua conversazione, perché anche questo tono, questa tonalità di voce è molto
leggera e molto cullante. No, mi immagino cosa non è finito nel libro e cosa tu hai magari da parte che te lo tieni come una sorta di dono segreto che non vorrai mai mettere sul libro. Diciamo che secondo me la cosa che ovviamente non potrà mai essere restituita è comunque l'atmosfera che si respirava in quel momento e i suoi silenzi e il modo in cui rifletteva, il modo in cui certe volte faceva anche difficoltà a rispondere a certe cose perché poi, come dicevo prima, lui era estremamente riservato e veramente poco abituato a comunicare quello che aveva dentro. Io penso che sia stato un grandissimo compositore proprio perché sapeva usare la musica molto meglio di quanto la maggior parte di noi sa usare le parole. Quindi in realtà, essendo stato abituato tutta la vita a esprimersi con quello, io molte volte ho captato molte più cose dalla sua musica che dalle cose che mi ha detto, dai suoi silenzi. Quindi è più, diciamo, comunque quello che quel momento ha significato per me che effettive riflessioni. Poi quelle ho cercato di renderle il più possibile in realtà. Senti Valentina, tu suoni uno strumento? Io suonavo Pianoforte, vedo lì il dietro. pianoforte 10 Ok. anni, sì. Ok. Mai con ovviamente intenti professionali, però mi ha molto amato la musica, ho suonato la chitarra quando ero più piccola, comunque amo molto la musica. Vabbè, a te è una domanda inutile questa, proprio. Allora facciamo la domanda banale finale, dai. Ok. Visto che quando le facevano al tuo nonno questa domanda non rispondeva mai perché diciamo che la riteneva quasi una domanda da rimanere indispettito. Quando si chiede a un compositore qual è la colonna sonora o la colonna sonora che meglio ti rappresenta, invece per te qual è la colonna sonora che ti è rimasta più nel cuore, che ancora hai nel cuore ovviamente, di tuo nonno, o magari più di una? Allora, sicuramente c'era una volta in America e cioè, penso che sia probabilmente una delle cose più belle che ha scritto insieme a Mission, da un punto di vista anche molto oggettivo. Poi io adoro veramente quel film, è il mio film preferito, quindi insomma ci sono tante cose collegate a questa preferenza. In realtà una musica che io amo particolarmente sua, che in realtà è anche un po' meno conosciuta delle altre, è Novecento di Bertolucci, il film di Bertolucci, Vabbè. che io amo moltissimo quella musica perché poi è stata una delle ultime musiche eseguite nei suoi ultimi concerti. Ho tantissime emozioni collegate a quei concerti perché ho fatto anche la regia di uno di quelli, quindi io mi ricordo che comunque in particolare durante quei concerti, quando sentivo Novecento, c'era comunque, sentivo quell'epica e quella tenerezza insieme che comunque la rappresentavano molto, quindi in realtà proprio istintivamente sono molto legata a quello. Poi c'era una volta in America, penso che sia probabilmente il suo capolavoro. Va bene, senti, io chiudo con una domanda basica, perché io lo faccio con tutte le persone che si chiamano Morricone, compreso con tuo nonno. Allora io Toccherà quando mi trovai a pranzo con lui, io lo racconto a tutti, avevo davanti, io musicista, avevo davanti Morricone, per te tuo nonno, per me era una sorta certo. di monumento che avevo davanti, e non gli feci nessuna domanda musicale, parlammo solo della Roma. Quindi a te ti faccio una domanda molto semplice. Tu tifi calcio? No, no, vabbè, Ok. rispetto la genetica perché tutta la mia famiglia è della Roma, quindi se vince la Roma sono felice, però no, Però amo non ti interessi, ok, non sei credente. E a Senti, calcistica, sono ormai. atea calcisticamente. esatto, invece ti faccio un'altra domanda. Al di là di tuo nonno, quali sono i tuoi gusti musicali? Ecco, cioè, che cos'è che ascolti particolarmente, magari anche adesso, in questo periodo? Allora, in realtà vabbè, io parto dal presupposto che sono abbastanza onnivora musicalmente perché E questo è comunque un bene. non privilegio generi. Diciamo che comunque ultimamente nella mia vita, usando tanto la musica per scrivere, dipende tanto dal film che sto scrivendo, in realtà, o da quello che sto scrivendo, perché penso che al di là di quello che può più non piacere o non piacere, essere più o meno raffinato, comunque ogni genere musicale si porta un'atmosfera dentro e comunque un linguaggio diverso e delle immagini diverse, quindi in realtà in questo momento preciso, che comunque l'ascolto spesso quando scrivo, dipende molto da quello
che sto facendo. L'ultimo film che ho scritto l'ho scritto quasi totalmente ascoltando elettronica francese, perché comunque rispecchiava quella storia. Poi mi capita spesso di scrivere in realtà con le colonne sonore, quindi dipende molto anche dal mio stato d'animo, in realtà non solo da quello che sto scrivendo, ma la mattina quando sono in macchina, se sono di buon umore ascolto un genere di musica, se sono di cattivo umore ne ascolto un altro, dipende molto da come sto. Ok, allora noi Grazie. ringraziamo Valentina Morricone, ringraziamo soprattutto per questo, perché sì, infatti, questa qui facciamolo è rivedere un'opera, perché esatto, che noi dovete consigliamo. Dovete acquistarlo perché è fiondarsi nella profondità della cristianità, ma non solo della cristianità, della fede. E farlo senza timore, Bravo. timore, senza paura, con grande apertura come quella che dimostrava appunto Morricone in questo libro pieno di riferimento. Quindi se pensate che trattasi di un libro dove, diciamo così, la religione è affrontata in maniera tradizionale, no, non è così, perché è veramente open mind, come si può dire. Infatti. Grazie ancora Valentina Morricone, chiederemo a tuo padre di quello che non ci hai voluto raccontare. Mi raccomando, chiedeteglielo perché so che lo racconterà anche meglio di me. Va bene, grazie Valentina. Grazie mille. Valentina Morricone.